altro gioco che faceva mia madre era una specie di sudoku, come praticamente con i bottoni si faceva con i fagioli, però non si risolve subito, avevi di pensare anche a altri. 3 gruppi di 5 baluti, o fagioli, o lenticchie, o ciò che volete. 5, 10, 15. 5, 10, 15. 5, 10, 15. 5, 10, 15. Praticamente, se non conti, a contare in 15, 15, 15 e 15. In 4 mosse, 4 movimenti, noi varremo di contare 13, 13, 13 e 13. Naturalmente non vincono di chiavare i baluti, hanno di restare sempre così. Quindi noi faremo 4 mosse e dopo conteremo 13, 13, 13. Allora, vino di là, questo è un segreto, ma stasera lo sveliamo. 1 mosse, 2 mosse, 3 mosse, 4 mosse, 4 mosse, 3 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allora era un gioco che durava anche ore, quando si era in fila, la sera, quando era in stracci, che erano stati a lavorare per i chiams, anche un gioco di granchi, non la di frus. Quindi, tali stalis, la calavano a schialdarsi perché non era rischialdamento, si chiamavano a vecchi giochi sciacchino, o di chiartes, l'avete capito? Era un trucco semplice, però che fa scervellare.